Al Turismo 2023 la Sardegna ha decisamente fatto la differenza, tanto per la presenza imponente dell'allestimento incentrato sul potere suggestionante dell'archeologia sperimentale curata dall'artista Carmine Piras e dalle immagini dei migliori fotografi sardi che hanno letteralmente rapito l'attenzione degli 11.000 visitatori registrati dalla 3 giorni fiorentina, quanto per la varietà dei contenuti proposti, migliaia di anni di storia, dal neolitico al prenuragico, dal nuragico al romano, con uno spazio importante per il medioevo sardo. La storia della Sardegna giudicale, che arriva sino alle soglie dell'era moderna, tramanda una moltitudine di monumenti, per lo più chiese, che sono veri e propri gioielli d'arte romanica, urbana e campestre, incorniciati in un paesaggio per lo più interno di grande suggestione. E questo è il mondo storico che vede riuniti un centinaia di comuni in continuo ampliamento nella fondazione del Romanico, tesa a far conoscere e valorizzare percorsi ed itinerari alternativi possibili a viaggiatori attenti e curiosi che vogliono scoprire le vicende di una storia medioevale giudicale, ma non feudale, che contraddistingue la Sardegna almeno sino alle soglie dell'era spagnola. Sono oltre 150 le chiese romaniche censite in Sardegna, un piccolo universo del romanico come stile, perché racchiude in sé diversi stili che arrivano dalle maestranze che si spostavano in Sardegna nei 4 giudicati e che avevano stili di costruzioni diverse, oltre agli ordini monacali, e quindi una grande promozione al turismo anche quest'anno per far conoscere il turismo sardo, quello culturale, quello medievale, che è rappresentato da questo grande parco monumentale del Romanico sardo.